58 i positivi in provincia di Agrigento, si aggiungono un caso a Santa Margherita e uno a Sciacca, ma l'ASP di Agrigento continua a non diramare il bollettino sanitario mentre tutte le altre aziende sanitarie della regione lo fanno. Le forze dell'ordine in aiuto ai più deboli, per i poveri parte l'iniziativa del carrello sospeso, un'idea del consigliere di Agrigento Vitellaro. È possibile contattare il club agrigentino gratuitamente per parlare con un esperto, 30 professionisti saranno pronti a rispondervi gratuitamente. De Luca parla con i droni, nuova iniziativa del sindaco di Messina, ancora una volta alle prese con un'idea fuori dal comune. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, sono 58 i positivi in provincia di Agrigento. Nelle ultime ore si aggiungono un caso in più a Sciacca e uno in più a Santa Margherita. A Belice in Sicilia sono complessivamente 1168 i positivi al coronavirus, 73 in più di ieri. A questi dobbiamo sottrarre 39 decessi. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Salgono a 58 i casi registrati nella nostra provincia del Covid-19, comunicati dalla Prefettura, ricevuti dall'ASP di Agrigento e sono fermi al 27 marzo alle ore 18. I 2 casi in più rispetto ai 56 registrati ieri sono stati rilevati, uno a Santa Margherita del Belice e un altro a Sciacca, che fino ad ora è stata la città più colpita in assoluto in provincia di Agrigento, registrando un totale di 19 casi. Seconda piazza è quella di Agrigento con 7, compreso il pensionato deceduto in casa a Fontanelle, risultato positivo al tampone fatto dopo che era già morto. Quindi il Ribera e Licata con 6 casi ciascuno, segue Menfi con 4, 3 Favara e Palma di Montechiaro, 2 a Canicattì e 1 ciascuno a Camastra, Montallegro, Raffadali, Siculiani e a Lampedusa. I tamponi effettuati nella nostra provincia sono in totale 807, di cui risultati positivi 58, compreso il caso di Lampedusa e quello di Mussumeli. Intanto sono tanti gli esiti dei tamponi effettuati, cui ancora si aspetta l'esito. Le persone ricoverate in altri ospedali sono 1 a Sciacca, 2 a Caltagirone, 6 a Caltanissetta, 1 in più rispetto a quelli di ieri, 3 a Enna e 1 rispettivamente a Marsala, Partinico e Trapani. Mentre il dato aggiornato sempre al 27 marzo nelle varie province siciliane è questo: Agrigento quindi da 55, come abbiamo già detto, passa a 58, Caltanissetta da 50 a 55, Catania un aumento di 356 a 365, Enna da 133 casi di ieri a 155, Messina da 221 a 227, Palermo da 205 a 218, Ragusa da 28 casi a 32, Siracusa da 77 a 79 e Trapani, il dato col maggiore aumento, da 49 a 61. Questi invece i dati forniti dal Ministero della Salute in Sicilia. I ricoverati con i sintomi sono 425, in terapia intensiva 75, in isolamento domiciliare 658, attualmente risultati positivi 1158, dimessi e guariti 53, deceduti da 33 di ieri a 35, i casi totali registrati sono 1250, mentre i tamponi effettuati nell'isola sono 11.079. Sentiamo ora un commento ai dati sopra citati dall'assessore Ruggero Razza. Il dato relativo ai contagi del coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia. Esso infatti appare coerente con i report degli ultimi giorni, depurati dei piccoli focolai che si erano evidenziati, ma con uno spettro di analisi più ampio in considerazione dell'aumento dei laboratori e quindi dei tamponi processati. Allo stesso modo va segnalato, dice Razza, che anche il dato del ricovero e delle terapie intensive è cresciuto di alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia l'attenzione deve rimanere altissima rispettando le prescrizioni previste dai protocolli. Venerdì scorso un uomo è morto nella sua abitazione nel quartiere Fontanelle di Agrigento. Il tampone rinofaringeo al quale è stato sottoposto post mortem ha dato esito positivo. E l'ex consigliere comunale di Agrigento e responsabile dell'associazione Mani Libere
Giuseppe Di Rosa pone un interrogativo: perché si legge nel comunicato stampa l'ASP di Agrigento continua a non diramare il bollettino sanitario giornaliero, mentre tutte le altre ASP della regione lo fanno, rendendo così più difficile il lavoro della stampa e non dando notizie certe alla popolazione? Aiutare chi è in difficoltà, questo è l'obiettivo dell'iniziativa che ad Agrigento prende il nome di Carrello Sospeso, lanciata dal consigliere comunale Pietro Vitellaro. Stessa idea anche nel comune di Realmonte, che ha il nome di spesa sospesa. Basta acquistare dei generi alimentari di prima necessità e lasciarli al supermercato. Arriveranno a chi ne ha più bisogno. Il servizio. Il consigliere comunale di Agrigento, avvocato Pietro Vitellaro, lancia la proposta di solidarietà denominata Carrello Sospeso. Il Covid-19, afferma l'avvocato Vitellaro, rappresenta un'emergenza sanitaria senza precedenti nella nostra storia, ma allo stesso tempo stiamo vivendo un'altra emergenza, quella sociale. Creiamo tutti insieme col passaparola l'iniziativa del Carrello Sospeso. Vi chiederete in cosa consiste? Semplicissimo, capita a tutti noi di andare a fare la spesa al supermercato, giusto? Basta comprare un pacco di pasta, una passata di pomodoro, una busta di latte in più, alimenti insomma di prima necessità, lasciarla al supermercato, sarà compito loro metterla da parte. Quindi il Comune, tramite la Protezione Civile, raccoglierà i prodotti messi da parte presso i supermercati che aderiranno all'iniziativa e li distribuirà alle persone che hanno veramente bisogno. E sono tante. In questo modo, afferma l'avvocato Vitellaro, facciamo solidarietà in assoluta sicurezza. L'iniziativa è stata anche condivisa e fatta sua dal sindaco della nostra città. Lanciamo questa idea del carrello sospeso, come è stata chiamata da alcuni, idea alla quale ha già aderito oggi stasera stesso un supermercato. So che aderiranno, mi auguro, domani li chiamerò tutti personalmente. I supermercati, affinché possano aderire a questa iniziativa. Si tratta di questo, così come si faceva col caffè sospeso nel napoletano. Si va a fare la spesa, una porzione della propria spesa si rende disponibile lì al supermercato, i volontari di protezione civile del comune poi andranno a ritirarla e la consegneranno secondo le esigenze che sono nel frattempo arrivate al COC alle singole famiglie. Ciascuno prenderà ciò di cui ha bisogno, sottoscriverà un foglio riservato che serve a tracciare per evitare fenomeni di assalti e quindi per stare nelle norme generali anticorruzione, di modo che nessuno venga in qualche misura ad abusare di una esigenza che invece è una vera esigenza collettiva. Ecco, questa sera per esempio ha dato adesione il Conad del centro commerciale di Agrigento, ringrazio la direzione del Conad e mi auguro e spero che lo possano fare tutti gli esercizi commerciali di Agrigento. Videomessaggio del Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Daniela Catalano, su donazioni, tamponi, tributi comunali e solidarietà cittadina. Guardate. Per cui cautela, stare a casa, dare tempo per attrezzarsi, sperando che questo attrezzarsi alle nostre strutture, parrebbe che dopo la nostra sollecitazione sia stato precisato che ci sono 2 posti Covid insieme agli 8 per rianimazione ordinaria diventano 10 più le sale operative 12, quindi al momento anche Agrigento avrebbe questa risposta. In arrivo saranno almeno altri 10-12 per le donazioni, per un totale di 24 da rianimazione che possono aumentare anche grazie alle donazioni, alle dotazioni che vorrà raggiungere l'assessore Razza nei prossimi giorni per far salire il presidio Covid nelle province di tutta la Sicilia, più 100 caschi ventilanti, che non è quel numero così di cui nulla si sapeva e non è neanche siamo solo su Caltanissetta, che non può essere oberata anche a tutela degli uomini che lavorano lì e dei numeri che già Caltanissetta chiaramente ha come popolazione. Ovviamente ci auguriamo che questo porti semplicemente a un irrobustimento della sanità locale per l'ordinario che nel tempo ci sarà, sperando che sia solo esercizio in questo momento e che non venga utilizzato, se non veramente minimamente. Passando però a un punto che è strettamente collegato alla sopravvivenza, perché di sopravvivenza stiamo parlando, cioè tutela della vita umana, sopravvivenza, non può non trascinare il concetto di sussistenza. Diciamocelo chiaro, è importante che il governo quanto prima
invii questo bonus a tutti quelli che non hanno uno stipendio in famiglia e sospenda tutti i pagamenti, tutti. Non è possibile che arrivino ancora bollette. Le utenze sono un problema, tanto altro va sospeso tutto, va rinviato tutto. Tutti gli stati stanno investendo tanto per poter consentire di resistere, che l'Italia faccia la stessa cosa. Questo non passa certo da un presidente o un consiglio comunale, però l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, la Conferenza Stato-Regioni possono e devono intervenire visto il susseguirsi di DPCM, quindi presumibilmente ce ne saranno altri, intervenire su questi o intervenire sull'applicazione di quelli già usciti, come il decreto Cura Italia del 17 marzo, 600 euro di bonus diamoli a tutti quelli che non hanno un fisso e blocchiamo le bollette, perché se non c'è l'esigenza di pagare niente, 200 euro di acqua, 200 euro di luce e altro, io faccio gli esempi più semplici, e hai qualche centinaio di euro dovendo stare chiuso a casa, è sufficiente per tutti. In caso contrario diventa davvero un problema. Cosa a livello agrigentino si può fare? Perché è facile indicare quello che non dipende da te, che possono fare gli altri. A livello agrigentino noi abbiamo la Tari, ma abbiamo anche l'IMU. La TASI al 2020 è stata abolita, come saprete, e poi ci sono delle tasse, dei tributi locali per categorie minori, ma che dobbiamo considerare, come la pubblicità, la SOSAP. Ebbene, il sindaco qualche settimana fa aveva dato rassicurazioni su ciò che era arrivato a febbraio. Per quanto riguarda la Tari, io oggi ho risentito gli uffici con i quali io sono giornalmente in contatto, perché si lavora da remoto ma si è sempre in contatto con i cittadini e col palazzo, e sostanzialmente ho evidenziato che c'è la necessità di rinviare un po' tutto, e mi si diceva che a questo si sta lavorando, c'è un rinvio di tutti questi tributi locali. Si sta approfondendo il decreto Cura Italia, perché a questo seguono, come sapete, circolari esplicative. Sapete che queste circolari vengono visionate, studiate da addetti ai lavori, perché potrebbe essere nelle maglie di questo decreto la soluzione, o in ogni caso ve ne possono essere altri che sarebbero stimolati appunto agli enti locali, o in ogni caso poi ci sarebbero le soluzioni locali che ogni singolo comune può prendere, e se questo passa anche da un deliberato del Consiglio Comunale, io ho chiesto via PEC, visto che l'articolo 83 del DPCM prevede che i consigli si possono riunire in videoconferenza, che venga subito predisposto il sistema per la videoconferenza. So che si sta lavorando alla piattaforma, me lo confermano gli uffici, e quindi, così come in tanti altri consigli virtuosi che si vogliono riunire in tempi brevi, saremo anche noi nelle condizioni, se va tutto bene, di essere operativi, ma alcuni passaggi probabilmente si possono risolvere semplicemente con quello che già a livello nazionale è stato disposto, con quello che già il regolamento prevede. Ho ricordato che la bolletta di febbraio, rispetto alla quale, ripeto, già il primo cittadino aveva dato rassicurazioni, ma ad adiuvandum, perché altri quesiti continuano a essere posti e chiaramente tutti dobbiamo fare la nostra parte come comunicazione, pur essendo riferito a un periodo antecedente la pandemia, arriva nelle case degli agrigentini a marzo, quando la gente si era fermata e non vuole privarsi di poche centinaia di euro, sì, ma che sono fondamentali per l'acquisto della spesa, se nulla più si produce, perché non tutti vivono di stipendio fisso. E il consigliere comunale di Agrigento, Giorgia Iacolino, presidente della Commissione Sanità, propone l'adozione ad Agrigento del metodo praticato in Corea del Sud per l'esecuzione dei tamponi. Giorgia Iacolino spiega in una nota: sarebbe utile, come sperimentato con successo in Corea del Sud e in altre regioni e aziende sanitarie, allestire in area ospedaliera uno spazio esterno attrezzato con tenda e personale sanitario, munito di elenco delle persone a cui eseguire il tampone. Tali persone, giunte in automobile dopo l'esecuzione in sicurezza del tampone, rientreranno nella propria abitazione. Il tampone potrà essere poi esaminato per accertare la presenza di coronavirus con la dovuta tempestività nel laboratorio dello stesso ospedale di Agrigento. Lettera aperta del consigliere Calogero Lattuca al sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, in cui si legge: le chiedo se è stato censito l'afflusso di gente rientrata nel nord, ma anche se con gli enti preposti è stato predisposto un piano per la verifica di eventuali soggetti asintomatici mediante tamponi, ciò al fine di scongiurare eventuali focolai. In secondo luogo, dal punto di vista economico, continua Lattuca, chiedo se sono state assunte delle iniziative per andare incontro ai problemi della cittadinanza. Sul
punto vorrei formulare due proposte. La prima è quella di sospendere il pagamento dei tributi locali sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria. La seconda, conclude l'Attuca, è quella di sospendere l'emissione di avvisi di accertamento, intimidazione di pagamento e quant'altro possa contribuire a far sprofondare la gente nella disperazione, sino a quando, dopo aver ripreso a lavorare, sarà possibile adempiere. Tante le chiamate d'aiuto che in questi giorni stanno ricevendo i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento. In questo momento di emergenza le forze dell'ordine aiutano anche anziani, disabili o in generale le fasce più deboli della popolazione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. In tutta la provincia di Agrigento continuano incessanti le pattuglie e i posti di controllo dei carabinieri per cercare di arrestare la diffusione del virus. Elevato è il senso di responsabilità dei cittadini che tendenzialmente rispettano il divieto di uscire dalla propria abitazione, salvo i casi di necessità. Talvolta si rende necessario intervenire con i previsti provvedimenti. In questo momento di estrema difficoltà e di sacrificio per tutti, iniziano però ad affiorare le storie di vita quotidiana e di bisogno, in cui il fortissimo legame tra i carabinieri e la cittadinanza fa la differenza. Ecco allora che il passaggio di una pattuglia dei carabinieri, una telefonata all'operatore della centrale operativa dell'Arma, può rappresentare un modo per ricevere una parola di sostegno, un consiglio, un aiuto. Per fare alcuni esempi, basta spostarsi a Porto Empedocle, la città di Montalbano, dove una donna solo in casa con problemi di deambulazione, non sapendo come poter andare a comprare i farmaci necessari, ha deciso di chiedere aiuto chiamando il 112. Il bravo operatore ha compreso che prima di tutto la donna avesse bisogno di parlare. Dopo una breve conversazione in cui si è sincerato prima di tutto delle condizioni della salute, ha fatto intervenire il comandante della stazione dei carabinieri di Porto Empedocle, che ha preso in mano la situazione. Il sottufficiale, non pensandoci nemmeno un secondo, si è recato subito in farmacia, ha preso quanto necessario e portato i farmaci alla signora, che con occhi lucidi ha ringraziato. A Favara invece una donna anziana sola nella sua abitazione si è ritrovata la casa allagata a causa di un tubo rotto. Dopo una telefonata fatta ai carabinieri è subito accorsa la pattuglia che con buona volontà ha interrotto l'erogazione dell'acqua, aiutando la donna a eliminare il grosso dell'allagamento e chiamando un tecnico per la riparazione necessaria. Storie queste che sono solo alcune delle centinaia che accadono ogni giorno, storie che confermano ancora una volta come i carabinieri sanno essere fermi, ma prima di tutto sono uomini che aiutano gli altri. Il Soroptimist Club attiva il numero per assistenza psicologica gratuita, coinvolte anche le socie di Agrigento. Margherita Trupiano. Un servizio curato da un team di 30 socie, tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre, psicanaliste, attivo da lunedì al sabato attraverso il numero 44 78 57 54 60 48. È un'iniziativa del Soroptimist International d'Italia che ha attivato un servizio di assistenza psicologica gratuito per aiutare le migliaia di persone, tra cui tante donne che a causa della crisi dovuta all'emergenza sanitaria attraversano un momento di difficoltà o sono vittime di violenza domestica o relazionale. Nelle ultime settimane, infatti, milioni di italiani sono alle prese con stress, ansia, stati depressivi, insonnia, attacchi di panico dovuti alla situazione nuova creata dall'emergenza sanitaria e soprattutto dalle misure restrittive varate dal governo. All'iniziativa aderiscono anche le socie del Soroptimist Club di Agrigento. C'è anche una mail alla quale ci si può rivolgere: assistenza.psicologhe@soroptimist.it. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ed in Sicilia sono 3 le zone dove il contagio ha raggiunto livelli molto alti. Si tratta delle cosiddette zone rosse, una di queste è Salemi. Vediamo come si vive lì, c'è il servizio. Qualche momento di preoccupazione in più c'è stata, ma comunque
diciamo sostanzialmente si è lavorato per cercare di risolvere quanto più possibile, diciamo, alcune problematiche legate principalmente, diciamo, a quelli che potevano essere, diciamo, gli agricoltori, gli allevatori, tutta questa categoria di lavoratori che comunque ci garantiscono ogni giorno, insomma, i beni di prima necessità. La situazione è questa e va affrontata in questo momento. Mettersi in forza e resistere e affrontare questo problema, e poi per una mano, insomma, riprendere quella che può essere, diciamo, la situazione economica del paese, come Salemi, così come tutta Italia. I rapporti continuano, dico, seppur in maniera diversa, ma che nel 2020 poi sostanzialmente, diciamo, il rapporto telefonico o comunque sia in videoconferenza, diciamo, potrebbe essere anche normale. Lo è un po' meno per le generazioni un po' delle persone più anziane, degli adulti, ma si continua a sentirci, si continua anche a lavorare comunque sostanzialmente tramite il telefono. La città sta rispondendo bene all'appello del sindaco, all'appello di tutta l'amministrazione, all'appello di una politica che comunque ad oggi si ritrova unita per cercare di ritornare un po' più alla normalità. A casa si sono riscoperte un po' delle vecchie tradizioni. Per fare un esempio, nel fare il pane di casa, diciamo, a fare la pizza a casa, dico, piccole cose comunque sia, diciamo, si riesce ad essere molto più in comunione. C'è chi si ostina ad essere idiota e continua a uscire. Ma purtroppo questa categoria di persone ci sono e ci saranno sempre. Però devo dire che fortunatamente è a livello proprio marginale, è una percentuale bassissima. Bisogna fare uno sforzo comune perché comunque alla fine tutti, chi più chi meno, comunque ha una perdita in termini economici, in termini, diciamo, di tutto, dalla restrizione alla libertà. Io da più di 14 giorni che sono a casa, non esco neppure per fare la spesa. Cioè, chiamo perché abbiamo fortunatamente dei supermercati che comunque ci danno la possibilità di fare servizi a domicilio, e questo è quello che voglio dire, che voglio sostanzialmente comunque che la gente capisse. Bisogna soltanto uscire per casi di estrema necessità. C'è la protezione civile che in questo momento sta svolgendo un lavoro veramente enorme, così come tutte le forze dell'ordine, perché comunque c'è un lavoro di squadra, c'è un lavoro di grande unità, e questo comunque ovviamente contribuisce a superare momenti difficili. Ci ha cambiato questo Covid. Per noi, soprattutto siciliani, che siamo abituati nei rapporti comunque umani ad abbracciarci, questa forse è una delle tante cose che manca, perché sappiamo bene, noi siamo abbastanza calorosi, abbastanza accoglienti, quando ci si incontra si fa sempre grande festa, e ad oggi questa penso sia una delle cose che manca a più persone possibili. Manca quel contatto con l'altra persona, che a noi ci ha sempre contraddistinto qui in Sicilia e penso al meridione. Un lavoro a voi che comunque cercate sempre di informare e soprattutto superare tutte quelle che sono le fake news che in questo momento ne girano, e ne girano magari troppe, e che spesso tendono a fare proprio confusione tra la gente. Altrimenti avremmo lasciato i telespettatori in balia dei leoni della tastiera e di quanto in negativo purtroppo passa anche attraverso i social. Sì, concordo perfettamente, vi fa veramente molto onore. Sì, gli aiuti vanno bene, ma c'è il rischio che rimaniamo stritolati in mezzo ad una guerra economica fra Stati Uniti e Cina, ricordando che noi l'America l'abbiamo già dentro casa dal dopoguerra. Io ricordo a tutti un evento simbolico, che è quello di Craxi, che a Sigonella dà delle indicazioni come capo del governo che sono totalmente opposte a quelle che arrivavano dal governo nazionale americano. Noi abbiamo sempre conservato una capacità di autodefinire, di scegliere liberamente quali sono gli indirizzi della nostra politica. Ci stiamo rinunciando adesso con questi governi di centrosinistra a favore della comunità europea, a favore degli interessi delle banche, a favore degli interessi dei grandi potentati economici. Questa cosa non è sostenibile. Se in Europa dobbiamo stare, dobbiamo avere un'Europa cooperante. La Francia e la Germania non sono stati cooperanti, sono stati di ostacolo a quella che è stata l'emergenza che è nata soprattutto e prima in Italia, non capendo assolutamente che se aiutavano l'Italia e avrebbero bloccato certi fatti in Italia
avrebbero avuto meno problemi a casa loro. Il loro egoismo lo pagheranno e lo stanno pagando, perché il livello di sanità che noi abbiamo in Italia non è quello della Germania e della Francia, e ancora meno, e ancora di più, non è quello dell'Inghilterra, molto meno preparata da un punto di vista sanitario rispetto a noi. I nostri contagiati sono in un numero alto perché noi abbiamo un sistema sanitario che non mette la testa sotto la sabbia, ma che dice esattamente la verità su quello che succede. In molte altre nazioni comunitarie questo non succede, ed è un fatto veramente esecrabile, perché la comunità è famiglia e nelle famiglie si dice tutto. L'Europa, quel sogno che i nostri padri avevano nel 60, è rimasto un sogno ma non una attuazione? È rimasto un sogno per l'egoismo di pochi che sono riusciti ad avere prevalenza in quello che è la filiera decisionale politica all'interno della comunità europea. Poi è nato questo asse che non si è riuscito a contenere fra Germania e Francia, che ha distrutto la Grecia, e questo tentativo loro lo stanno continuando a fare ai danni dell'Italia. L'Italia è un paese con un orgoglio forte, l'Italia è un paese con una storia forte, l'Italia è un paese che, se vuole essere stare sotto traccia, sta sotto traccia, ma se sceglie con fermezza di andare su un indirizzo politico, non è certo né la Germania né la Francia, né tantomeno altre nazioni che ci mettono in difficoltà. L'orgoglio nazionale in Italia è un valore, lo è stato sempre e lo sarà. Cateno De Luca continua la sua battaglia contro chi continua a non rispettare il decreto del governo sul restare a casa. Il sindaco di Messina ha predisposto l'utilizzo di droni per controllare la città, come in altre città, ma la peculiarità sta nel fatto che su ogni drone è stata registrata la sua voce con l'invito perentorio a non uscire dalle proprie abitazioni. Guardate. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, annuncia: controllerò tutti e tutto. Droni ovunque, con la mia voce come di becca vi dirà che dove vai, torna a casa. Il primo cittadino utilizzerà anche il drone nel tentativo di contenere i contagi del Covid-19. Non si esce, questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta. Mi becco uno a uno. De Luca sta ultimando i test di collaudo del nuovo drone, che avrà il compito di sorvolare le varie zone della città dello Stretto per verificare il rispetto da parte dei messinesi delle norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il drone servirà per invitare tutti a restare a casa nel tentativo di limitare i contagi. Già nelle scorse ore è stato provato alla presenza del sindaco. Tutto ha funzionato perfettamente e prossimamente sarà operativo per incentivare il rispetto delle norme. Ieri la prova del volo è stata effettuata sopra la piazza Municipio di Messina. Il drone ha raggiunto la Madonnina, uno dei simboli della città dello Stretto, e forse già da lunedì sarà operativo per lanciare il messaggio del sindaco: dove vai? Torna a casa. Non si esce da casa, nel passio, nel babbio, non si esce. Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta. Dove vai? Torna a casa. Cacci il culo! Ecco qual è il modo per far applicare le norme. Non si esce. Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta. Non si esce da casa, nel passio, nel babbio, non si esce. Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta. Adesso vi mostriamo stralci di film, scene reali o doppiate virali al tempo del coronavirus. Vediamo. Sei tu che mi hai telefonato? Sì. Noi dobbiamo fare patto solenne. Io prometto a te di insegnarti come ci si deve comportare. Tu prometti di imparare. Io dico, tu fai. Nessuna domanda. Questa è la tua parte. D'accordo? D'accordo. Sì. Prima di mano devi lavare le mani. Poi devi stare 1 metro distante. Poi devi stampare autocertificazione. Ma perché devo stare No. È come se da rompe il cazzo tu. Citta. Devi stampare l'autocertificazione con la mano destra e la devi buttare con la mano sinistra. Stampa autocertificazione, strappa autocertificazione. La mascherina. Devi mettere la mascherina. Stampa autocertificazione, strappa autocertificazione. Non dimenticare la mascherina, è molto importante. Stampa l'autocertificazione, strappa l'autocertificazione. Stampa
Strappa l'autocertificazione. Ma dove trovo tutti i fogli A4? Cazzi tuoi. Strappa autocertificazione. Dai la certificazione. E prendo il colpo. Dio mio, non sarà mica una cosa tanto grave, sarà un po' di influenza. Influenza. Quest'anno l'influenza è terribile, è letale. I morti così. Specie chi non ha il cuore forte. Già, se il cuore non regge. Proprio quello che è successo al marito della signora Pacchioni, poverino, scompenso cardiaco. Sì. Anche il marito della Fioraia è morto per la stessa ragione. E il marito della signora Antonietta, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma è possibile che questa influenza se la piglia solo con i mariti? Ma ci vuole un po' di comprensione, santo cielo. Ci sono anche le mogli. Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino. Ed è uscito quando è finita la guerra? No, quando è finito il vino. Ma da stare a casa, bastardo, che ne state consumando? A casa, a casa, a casa, a casa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video che abbiamo selezionato. A presto. Rinascerò, rinascerai quando tutto sarà finito. Torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò. Rinascerai, la tempesta che ci travolge, ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più. Rinascerò, abbracciati da cieli grandi, torneremo